Enrico, ce l'hai una penna? Il 9 e l'11 di aprile, sì. Sì, due settimane. L'Ele hanno una voglia. Stanno sconvolto. Sì. 0-0. E supplementari. Uno fatto sul piede. Non per la bravura del portiere. Per la società dei giocatori. Prende come se l'avesse tirato in tutto il Povero Tom. della vita si fa la speranza. Ecco là. Magari domenica siamo a Follonica alle 6 la sera. Alle 6 la sera.
no, non fai la croce. Ma ascolta, se parli quanto paga dalle alle 11 non so cosa inizia. No, alle 6:04, se fa una roba. Vieni a fare la telecronaca. Sì, vabbè. No, anche Ma no, Mori speaker, guarda, lo dico io. Muoveteli un po' le gambe. laggiù è l'elettricista e l'allenatore. Vabbè. Capitani, grazie. Questo è l'H2 di Viareggio, altri al tavolo. Matera? Sì. Questa è STV. Dove ci metto? Ci giriamo verso la telecamera di qua. Lo fai te allora? Che cosa? La cronaca? No. Ci fanno una multa! Ti parti in bocca subito. No, dai, va bene, ci fanno una multa. Ma è una multa, falla te. Dai, va, Sagnini, falla te. 1, 2, 3, Falla telecronaca. Parti subito in bocca.
Lu, sali.
Qui se si pareggia uguale, vedi? No, la metteria. Non c'è, ho chiamato Laurisi ma fa, chiama Bulgarelli, ok? Bulgarelli fa aspetta perché e poi ci ho cominciato a bufonchiare, però sta in linea. Comunque c'ero un po' stasera. Ah no, c'è, non è perché è fuori, è Che c'è ancora troppa luce fuori? l'effetto palestra quando c'è. L'angolo laggiù. Ah, le luci sono. Ma vai a fare la ripresa. Noi immaginiamo per L'ho fatto da solo, io me l'ho fatto da solo.
che si aprono per passare qua.
polmone acciaio.